Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati al nostro appuntamento del mercoledì con gli scorretti. Carlo Cambi in forma più che mai, collegato con noi audio-video. Grazie Carlo, come sempre. Buongiorno Cardinale. Ormai sai che io non sono bravo coi conti, però è un bel po' di tempo che questa rubrica va in onda. Sono un po' di anni. Basta che tu consideri a quanti stiamo sulle balle, capisci? Se no che scorretti saremmo, scusa. Il titolo dice tutto, ma anche rispecchia il contenuto. Allora, oggi è San Giovanni Battista. Io vorrei partire da qui perché tu nella tua rassegna stampa sul sito della Verità di stamani hai ricordato questa festa. San Giovanni Battista si festeggia oggi, tra l'altro il giorno della sua nascita terrena. Credo l'unico santo, oltre alla Madonna, che viene festeggiato nel giorno della sua natività. Una ricorrenza che in concomitanza con il più o meno con il solstizio d'estate, con antichissime tradizioni, tra le quali quelle che tu hai ricordato magnificamente stamani, l'usanza dell'acqua di San Giovanni. Perché ti sei soffermato così a lungo su questa festa di oggi, insomma, sulla natività di San Giovanni e sulle usanze popolari ad essa correlate? Perché? Oltre che su due capolavori assoluti della storia dell'arte che hai citato, cioè le due versioni della Salomè con la testa del Battista dell'immenso Caravaggio, il pittore milanese. Michelangelo Merisi da Caravaggio. Però nato a Milano. Sì, appunto, dico, però candidato insieme a Sala. Magari. Vabbè, detta questa stupidaggine. A parte il fatto che avrebbe creato un sacco di casini anche lui, perché era un bel tipo il Caravaggio, Era un irrequieto mica da poco. Comunque, sì, meglio un irrequieto che un immobile. Però se uno studia la biografia e le illuminazioni di Caravaggio, peraltro pittore che non fu compreso nel Seicento, nel suo... Diciamo che era un po' troppo avanti, forse. Sì, c'ha questo dominio della luce che poi, vabbè, insomma, sarà poi Galileo Galilei a dare... Ecco, posso dire una cosa? In epoca di tecnoscienza, se uno guarda i quadri del Caravaggio, capisce quanto lo stare dentro un ambito scientifico è fondamentale per esaltare l'animo, ma a condizione che l'animo sia capace di controllare l'esaltazione scientifica. Perché se tu ci fai caso, il grande segreto del Caravaggio, i grandi segreti del Caravaggio sono due. Primo, dominare la luce in una maniera straordinaria. Secondo, far illuminare dalla luce l'animo umano. Se tu prendi la Salomè, per esempio, e guardi la testa del Battista sul vassoio, ti rendi conto che lì dentro c'è tutto un travaglio di dolore, ma anche di beatificazione, di perdono e complessivamente di predestinazione, di straordinaria efficacia. Secondo me è il Freud dei pittori, è un'anticipazione. Beh, tu guarda, a questo proposito credo che il massimo della rappresentazione di questo travaglio interiore sia il Davide con la testa di Golia, le due versioni anche lì, esatto. No? Che è una roba psicanalitica 4 secoli prima. E che però ti dà il senso del come l'animo umano abbia assoluta necessità di contemplazione nel naturale per potersi esprimere, ed è una cosa che noi abbiamo espunto in questa civiltà disordinata che obbedisce solo al pensiero calcolante e abbiamo perduto per questo. Ma perché? Ecco, mi viene da chiederti una cosa, Carlo, visto che sei entrato in questo discorso, perché io ho letto varie cose, però mi sono sempre domandato, no? Secondo me Caravaggio è anche uno spirito molto religioso. Lascia perdere che ha ammazzato un uomo, che girava con la spada come tanti altri alla sua epoca, che avesse un carattere irrequieto, che poi le fonti biografiche sono tutte da verificare, ok, va bene. Però se io vedo i suoi quadri, e secondo me è stato il massimo dell'incarnazione del divino nell'umano, quindi il massimo del messaggio evangelico, perché lui non ha mai rappresentato figure astratte, ma sempre uomini in carne e ossa molto scientificamente rappresentati, come dici tu, no? Con i piedi sporchi, le mani sporche, i vestiti larghi, con un tratto di realtà
meraviglioso, però nello stesso tempo con un senso di spiritualità infinito. Quindi il messaggio per cui l'uomo si fa Dio, o viceversa, Dio si fa uomo, meglio Dio, cioè in realtà il messaggio cristiano è Dio che si è fatto uomo, io lo trovo nei quadri del Caravaggio, quindi gli do una grande valenza religiosa quando li guardo, la sento o sbaglio? No, è verissimo, ma ti dirò di più, che secondo me è il più agostiniano dei pittori, cioè di questa dimensione extratemporale, del divino che si fa immanente e quindi non è trascendente rispetto all'uomo, ma fa parte dell'uomo, al punto che non sai più se è Dio che si è fatto uomo o se è l'uomo che tende a Dio, cioè è una roba meravigliosa. E per questo io sono particolarmente devoto a San Giovanni, oltre che a essere il patrono della città della mia famiglia, cioè di Firenze, perché San Giovanni, come peraltro è scritto nel E di Vangelo, Torino. eh? E di Torino. Sì, ma Torino sapete. Cioè, c'è pure la stampa, lascerei perdere. Io sono sempre stato convinto che se, nonostante la mia antica militanza repubblicana, che se l'Italia rimaneva alla Cattaneo e non avevamo i Savoia, una dinastia di pecorai che ci hanno imbrigliato, si stava tutti meglio. Lo dico ogni due per tre, il PIL del meridione del governo dei Borboni era 8 volte superiore a quello del Piemonte, tanto per avere un'idea, insomma, che poi avessero i loro vizi i Borboni è un altro paio di maniche, ma che l'economia del sud andasse meglio di quella del nord piemontese è sicuramente vero. Detto questo, vabbè, lasciamo perdere. Dicevi di San Giovanni. Sì, San Giovanni, perché San Giovanni è, peraltro c'è scritto nel Vangelo, è l'unico uomo, l'unico nato da donna che diventa santo, cioè è il trade union fortissimo, è l'anticipatore del Cristo, non a caso lo battezza, ma è il legame fra la natura umana e la natura divina. Perché stamattina parlavo dell'acqua di San Giovanni? Perché l'acqua di San Giovanni è la ricordanza dei riti lustrali, cioè di quella tensione alla purificazione e alla nuova vita che gli uomini hanno sempre avuto. E a cosa si affidavano? Si affidavano alla botanica, cioè alla manifestazione più gentile del naturale, ma affidavano anche alla botanica come medicamento. Non ti dimenticare che la farmacopea è stata per almeno 8.000 anni la farmacia degli uomini, e questo curare l'anima insieme al corpo, questo celebrare l'acqua come fonte di vita ma anche come fonte di purificazione, questo cercare nella natura, starei per dire con inclinazione stregonesca o se preferisci druidica, dell'esaltare la funzione come vitale del fiore, dell'erba, del rapporto col campo, è una roba meravigliosa, tutta roba che noi abbiamo cancellato sull'altare di un disequilibrio dell'umano che è spaventoso, se ci pensate. Cioè, ma tu ti rendi conto che noi viviamo in un'epoca in cui c'è qualcuno che ci dice inventiamo il transumanesimo perché se tu dai al tuo avatar, all'ologramma tuo, la possibilità di incamerare i tuoi pensieri, sei destinato all'immortalità come idea. Ma tu ti rendi conto della mostruosità che stiamo generando? Cioè, l'immortalità era assicurata ai grandi dalle loro opere, non dalla presenza sotto forma di avatar, il che vuol dire, lasciami essere pessimista, che allo stesso modo io posso cancellare l'umano, cioè così come con un click potrei cancellare l'avatar destinato alla perenne esistenza, allo stesso modo posso cancellare il fisico destinato alla sua esistenza terrena. È una roba bestiale, rispetto alla quale nessuno si interroga fino in fondo, nessuno alla quale mette un paletto. Fortunatamente ci sta a pensare un po' la borsa, che non so com'è, è diventata improvvisamente resipiscente, ma
è tutta roba che se tu pigli questa dimensione, no? Della problematica contemporanea e la misuri con la politica italiana, ti piglia lo sconforto. Cioè io ieri ho dovuto assistere al Giorno della Verità, ascoltare l'ottima ricco di appuntamenti, di incontri, una roba bella. Sì, molto bella dal punto di vista anche efficace, ma quando poi la vai a misurare sulla capacità di incidenza della vita quotidiana della gente, ti domandi, ma... Ecco appunto, cosa ne hai tratto da questa giornata di ieri? Andiamo alla sintesi. Nulla. Ne ho tratto la celebrazione giusta della signora Meloni dei suoi successi, che sono molti, ne ho tratto la pochezza della sfida che l'opposizione le pone, ma la totale inadeguatezza dei temi trattati, ma deriva anche dall'inconsistenza di Trump, parliamoci chiaro, rispetto al complesso dei temi del mondo. Cioè, se tu non capisci che Hormuz non è fine a se stesso, ma è il tentativo della più becera cultura di potenza islamica di soggiogarti per via militare e non lo contrasti opponendo il no all'islamizzazione dell'Occidente, ma esclusivamente per via militare, non hai capito nulla. Continuo a sentirti scrivere e dire che la Brexit è fonte dell'instabilità britannica. La Brexit non c'entra una mazza. L'instabilità britannica è perché la Gran Bretagna, per colpa larghissimamente del Labour Party e dell'islamizzazione che ha subito, è stata disgregata nei suoi fondamenti di civiltà. Quando tu consenti al fondo del Qatar di comprarsi Harrods come mezza city e fai diventare come Porta Nuova a Milano, ecco, e fai diventare Londra la capitale degli affari e della finanza musulmana, hai perduto totalmente il controllo sulle tue emozioni, sulle tue radici, e poi è chiaro che diventi instabile. Ma vi vorrei portare, mi piacerebbe un giorno pigliare una telecamerina e per Radio Libertà fare un reportage dalle banlieue parigine. Vi vorrei far vedere le insegne, vi vorrei far vedere i luoghi di aggregazione. Se tu Occidente hai abdicato alla tua cultura, è evidente che poi paghi pegno di instabilità, perché le società non si riconoscono più in valori condivisi. Mi dici che cazzo c'entra la Brexit in tutto questo? Anzi, probabilmente la Brexit è stata il sintomo che una parte dell'opinione pubblica britannica non voleva avere a che fare col ciarpame terzomondista dell'Europa. Ma è possibile che non si riesce a mettere in discussione il fatto che l'Europa da 40 anni è governata da un compromesso storico di socialisti e popolari, che vuol dire tedeschi e francesi, che hanno sacrificato sull'altare delle loro convenienze tutti i valori europei, ivi compreso non avere una Costituzione e non essere in grado di riconoscere che è tutto sbagliato. Ma ieri la Fornero ha scritto una cosa che forse non se ne è accorta, ma recitando per l'ennesima volta uno dei più alti studiosi della scienza monetaria, che è Mundell, il quale aveva collaborato peraltro alla stesura del progetto dell'euro, ma Mondelli l'ha detto chiaro, ha detto: non potete fare la moneta unica se prima non avete fatto lo Stato unico. Ecco, tutti questi disastri non siamo più in grado di censurarli, di verificarli. Ieri la Meloni di Europa ha parlato solo in virtù del successo che lei presume di aver avuto sulla limitazione dei migranti. Carlo, ti devo fermare perché sono le 10 come al solito, un piccolo stacco anche musicale a tema e poi ci risentiamo tra pochissimo. Rido di
tanto rido, non faccio apposta, rido, questo è il mio mestiere. Rido, se cadete mi rido, perdo un cognato, rido, è quasi un mio dovere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, quando mi pare rido, c'ho neanche voglia, rido e poi non rido più. Rido, nulla tenente, rido, per il tuo bene rido, l'amor non sa tacere. Rido, son sempre in rosso, rido, faccio la fuga e rido, qualcuno deve avere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, quando mi pare rido, c'ho neanche voglia, rido e poi non rido più. Rido, mi rigo i dischi e rido, non sinto le corrido, son marce anche le pere. Rido, non c'è più posto e rido, guardo una pizza rido, non si può mai sapere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, chiude la ditta, rido, tolgo il disturbo e rido e poi non rido io. Rido, quando mi pare rido, quando mi gira rido e poi non rido io. Rido, se gira l'onda rido, se cambia il ritmo rido. Si salvi sempre. Stop, sì. Chi può? Allora, Carlo, 1976, rido, Enzo Jannacci. Abbiamo citato un genio che Caravaggio, permettimi di dire un altro genio nel campo della musica pop, è stato il grande Enzo Jannacci. Si salvi chi può, rido e si salvi chi può. Aveva visto avanti molto anche lui. Scusami, si salvi o si Salvini chi può? Si salvi chi può, si salvi chi può. No, hai capito male. Si salvi chi può. Aveva già visto allora, bene. Posso dire una cosa? Dimmi. Ascoltando un omaggio anche a Beppe Viola, che ne scrisse tante di canzoni di Enzo Jannacci. Ecco, ma non so se io non sono milanese, sono fiorentino. Come sai, Jannacci era pugliese, di radice. Sì, però che cosa mi manca di quella... Dov'è finita la Milano del Magnan, la Milano dello Stagnaro, del Facchino, la Milano del Trani, la Milano della Buseca mangiata o delle latterie, dove andavano a mangiare le ballerine e dava spettacolo. Io ho nella testa i paninai toscani, trippaini di Firenze. Quell'Italia lì era un'Italia verissima. Era l'Italia, se vuoi, caravaggesca, poveri ma belli. Sì. Ecco, di quella roba lì non c'è più nulla. Nulla tenente rido, dice a un certo punto. Sì, nulla tenente rido, ma ridi perché? Perché hai una speranza. La domanda è, ma se un ragazzino impiegato del Comune di Milano passa davanti a City Life, ride o si deprime? E con uno stipendio da 1.600 euro, guarda, City Life ha già chiarissimo il dato che non riuscirà mai ad arrivarci. Già. Quando io ero bambino e passavo di fronte a Palazzo Strozzi, nonostante ci sia Palazzo Cambi, ma quello ce l'hanno portato via nel 500, guardavo Palazzo Strozzi e dicevo, io un attichetto qui in via Tornabuoni magari me lo compro. Ed era possibile pensarlo. Allora la domanda è, ma siamo andati avanti o siamo tornati indietro?
Ecco, qui torniamo però alla considerazione che facevi tu prima, no? Hai detto una giornata piena di ospiti politici illustri, eccetera, eccetera, però di senso di realtà poco. Sì, di incidenza sulla Mm. quotidianità e di prospettiva poco, devo essere sincero. Mm. Cioè, quando io sento Giorgetti, poveraccio, c'ha ragione, che mi dice il mio orizzonte è il saldo positivo di bilancio, e lui fa quello di mestiere, non è che ti può dire qualcosa d'altro. Il saldo positivo di bilancio vuol dire che gli investimenti non ci sono. Quando mi sento dire, come diceva prima il direttore, la legge sulle autonomie di Caldaroli è quasi al traguardo e sarà qualificata, di che cosa? Cioè, qual è il meccanismo di riforma fiscale, di abbattimento delle aliquote, di deburocratizzazione, che mi consente di dire che dall'autonomia funzionale io riceverò una spinta al progresso del paese? Dove stanno queste ulteriori idee? Perché, sai, come dire, è un po' anche come questo piano casa che piace tanto al mio direttore, no? I 100.000 alloggi. Ma siamo sicuri che se non correggi l'ISEE quei 100.000 alloggi vanno agli italiani? E poi siamo sicuri che sia necessario fare edilizia pubblica e popolare, o non sarebbe meglio fare degli incentivi fiscali per riportare la gente nei borghi che si stanno spopolando, magari con un progetto vero di infrastrutturazione telematica che consenta di vivere adesso io, a Pieve Favera come vivi a Lodi? Siamo sicuri che sia il piano casa quello che ci serve, o invece non ci serviva un piano di riurbanizzazione dell'Appennino e della montagna? Metto domande. Sì, sì, sì. Perché mi pare Carlo. che finisco, scusami. Sì, prego. Stiamo vivendo un'epoca delle soluzioni spot, ma non delle proiezioni verso il futuro, punto. Allora, ricordo il numero per mandare i messaggi via WhatsApp, anche audio, 340 6709 659, poi apriamo anche le linee tra un po' allo 02 92 94 7222. Ricordo i messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Te ne giro qualcuno perché sono già arrivati. Uno da Maurizio che ci porta sul tema Europa che abbiamo sfiorato proprio prima, prendendo a prestito le parole di Giorgia Meloni: basta prestiti capestro dall'Europa, prendiamo i fondi autonomi dai bot richiestissimi. Rispondiamo chiaro: troppe nazioni entrate in Europa solo per avere fondi, una vecchia storia. Poi abbiamo 2 messaggi addirittura su Caravaggio. Ci scrive Carlo: buongiorno Giulio e Carlo. Caravaggio certamente da piccolo aveva subito l'influenza di San Carlo Borromeo, le sue prediche e le sue opere. Si colloca temporalmente lì, poi nella Controriforma. Comunque, l'altro messaggio: Caravaggio da sindaco, quasi un ossimoro, non avrebbe fatto una marea di strisce gialle come Sala, ma avrebbe messo più luci. Sicuramente più luci, ma anche più ombre, perché gli piaceva pure il nero, l'ombra a Caravaggio, perché dall'ombra balzava fuori la vita, la luce e la scena, no? Non stiamo a farla troppo complicata, Carlo. Se vuoi dire qualcosa sui prestiti capestro, io poi tra l'altro mi ricollego a quello che dicevi tu prima, però allora questa timidezza nell'affrontare, o comunque diciamo lo scarso senso di realtà, non credo che sia congenito, perché stiamo parlando comunque di persone, no? Adesso con tutta l'antipolitica di facile conio possibile, però stiamo parlando di persone esperte come Giorgia Meloni, come il ministro Giorgetti, come tutti quanti sono i protagonisti alla fine della nostra scena politica, non sono dei dementi, delle persone prive di razionalità. Allora uno dice, beh, questi naturalmente o non possono o non vogliono perché non possono o non vedono perché sono obbligati a non vedere in qualche maniera. Dove sta l'obbligo? Dove sta il limite congenito per cui alla fine uno dice ma io devo fare i conticini, devo fare il passettino, non posso farlo più lungo? E allora da questo punto di vista uno si pone radicalmente il problema di cosa serve il governo, la politica, il voto. Se poi devo fare il passettino perché se lo faccio più lungo poi mi bastonano, non possiamo farlo, dobbiamo tener conto dei limiti.
Il problema qual è? La gabbia dell'Europa o è la gabbia culturale in cui sono imprigionati i governanti? Per risponderti alla prima gabbia basterebbe che tu vedessi che cosa ha fatto il ministro della cultura Giuli. E che ha fatto? Insomma, si è conformato. Quando uno mi dice, è uno scandalo che non ci siano i soldi per il docufilm su Regeni. E uno dice, scusa, ma sei il governo di cosa? Dell'Arci? Sei il ministro dell'Arci o sei il ministro del centrodestra che peraltro si dimentica, che si azzuffa, per esempio, per dirtene una. Giuli non era quello con l'aquila fascista tatuata sul petto, quella roba lì. Cioè, torna sempre vivo il mio amico Penso di Cavour, che disse appunto Repubblica, no, lascia che vengano in Parlamento, si metteranno la cravatta. E poi ti faccio un'altra osservazione, cioè tu hai letto su un giornale di centrodestra o hai visto una trasmissione di Tele Meloni uno che abbia detto scusate, ci state cacando il cavolo, ci stanno il cavolo con le offese alla memoria della Murgia, o ce fosse uno che si è ricordato che sono 100 anni dal premio Nobel della Deledda, ce ne fosse uno che ha detto vogliamo parlare di una sarda che sapeva scrivere e di una sarda che ha parlato della condizione femminile in termini proattivi. Ecco, parliamo della signora Deledda. 1926, giustamente. Centenario. Non ce n'è uno che l'ha detto. Allora, quindi c'è un'autocensura che si impone in centrodestra e poi c'è la gabbia europea che è una follia, perché avevamo promesso agli elettori che saremmo andati a Bruxelles, avremmo smontati come un Lego. Il risultato è che abbiamo Fitto nella Commissione europea, vicepresidente della Commissione europea, che non dà segni di esistenza in vita, che abbiamo approvato il patto di stabilità senza pretendere nessun cambiamento, tranne poi ora dire vabbè, ma insomma, che c'è Giorgetti, giustamente, perché comunque sono quattrini che spendi, che sta rincorrendo il modo per evitare la procedura di infrazione, che ci va bene il piano di rialzo della Germania, che significa consegnare in mano ai tedeschi l'egemonia totale dell'Europa, e come si vede i tedeschi non ci portano rispetto, perché quando si tratta poi che tenti di comprare gli Commerzbank tirano sulle barricate con le SS di nuovo schierati. Abbiamo detto che avremmo fatto piazza pulita del compromesso PPE, PSE, abbiamo al governo un ministro degli esteri che pende dalle labbra del PPE, abbiamo tutti i governi della sinistra europea in crisi e non siamo in grado di andare a Bruxelles dicendo cambiamo modello perché questo modo di essere Europa non ci va più bene, ma ogni volta finiamo i discorsi dicendo ci serve più Europa. Allora, abbiamo Carlo, costretto con Borghi e con Bagnai che l'euro è una truffa dal punto di vista monetario, ce l'hanno detto tutti i monetaristi del mondo, da Marty Friedman a Mondel, e non siamo in grado di chiedere una correzione di sta roba. Accettiamo di essere trattati come se fossimo un paese di reietti a fronte della Francia che ha un debito che esplode più del nostro, a fronte di una Germania che ha l'economia bloccata e che deve imporre il riarmo per forza perché altrimenti non riesce a riconvertire le fabbriche di auto che sono state uccise dalla stessa Commissione europea con Green Deal. Accettiamo che in agricoltura si parli dell'ingresso dell'Ucraina, che vuol dire togliere 100 miliardi di contributi agricoli dal resto dei paesi, e stiamo zitti e non andiamo a Bruxelles a dire se dobbiamo allargare l'Europa, la allarghiamo a Israele, che è il nostro primo fornitore di armi. Ecco, io questo mi aspettavo da un governo di centrodestra e mi sarei aspettato anche che mi avesse detto è l'ora di farla finita con i sussidi. Tutto questo non è avvenuto e continua a non avvenire. Carlo, allora abbiamo alcuni messaggi via WhatsApp, poi apriamo anche le linee tra poco, ma volevo farti anche 2 domande in più rispetto alla giornata di ieri della Verità. Allora, intanto qualche domanda te la fa Alberto dalla Brianza,
che scrive: nonostante tutto io penso che gli italiani rispetto ad altri abbiano ancora gli anticorpi, tra virgolette, per poter reagire e difendere i propri principi contro l'islamismo. Cosa ne pensa Carlo Cambi? Non ne sono così convinto. Ok, poi abbiamo un audiomessaggio, Simone dalla regia che ringrazio ce lo fa ascoltare, sentiamo un po'. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora, in questi giorni, dalle dimissioni di Starmer, io ho sentito tutti i soloni, i giornalistoni italiani che non parlano mai di economia, non danno mai un'idea di come è messa l'Inghilterra economicamente e industrialmente, ma dicono solo sempre la lagna che è colpa che è uscita dall'Europa, è colpa della Brexit. Allora vi do un dato. Il deficit commerciale inglese, britannico, è di 26 miliardi di sterline al mese. Avete presente cosa vuol dire? Vuol dire più di 300 miliardi all'anno di deficit commerciale. L'Inghilterra non ha più industrie. Le sue case automobilistiche sono state vendute alla Volkswagen, alla Mercedes e alla BMW innanzitutto. E poi la Land Rover e la Jaguar sono state vendute al gruppo Tata indiano. Allora voi mi dite che il problema è la Brexit. No, il problema è che loro stanno in piedi solamente con le royalty finanziarie e del commercio mondiale, ma che non riescono più a finanziare il loro welfare e a pagare i loro deficit. È tutto qua, solo che i giornalisti tendenzialmente di sinistra la menano solo sulla Brexit. Mi spieghi qualcosa, Cambi, per favore? La saluto. Mi sa, Carlo, che nell'officina di Fabrizio si ragiona meglio che in certe redazioni di giornale. Però ti dirò di più che io ho mandato al mio giornale un pezzo in cui sostengo esattamente quello che sostiene Fabrizio, ma aggiungo un paio di altri dati. Nonostante tutto questo, la disoccupazione in Inghilterra è più bassa che nell'Eurozona, la crescita del PIL inglese è superiore a quello dell'Eurozona. Il problema vero dell'Inghilterra è quello che dice Fabrizio, che non ha più una capacità industriale, ma è esattamente dove vogliono portare anche l'Italia. Te l'ho detto l'altro giorno, quando tu hai un governo che non si rende conto che cancellare i sussidi alla piccola e media impresa, ivi comprese le officine come quelle del nostro amico Fabrizio, significa condannare l'Italia ad un'omologazione economica che è antinomica alla vocazione che sempre ha avuto questo paese, che è quella dell'artigianato di alto profilo, che è quella della tecnologia fatta in casa, che è quella della capacità di esplorare i mercati andando con la valigetta materialmente. Tutto questo non trova pace perché c'è l'idea che ci dobbiamo omologare ad un modello economico che è quello imposto dall'Europa. E guai alla Gran Bretagna se rientrasse in Europa, perché le regole europee sono totalmente antinomiche al modo in cui gli inglesi vogliono vivere. Ti faccio notare l'ultima cosa. Siamo nella più grave crisi energetica che l'Europa abbia mai conosciuto. Eppure gli ETS non sono stati smontati, non se ne parla più. La Meloni parla dei suoi grandi successi sulla reimmigrazione, poi andremo a vedere se è così, ma diamo per buono che sia vero. Ma sugli ETS siamo stati respinti con perdite. Siamo arrivati al punto che mettiamo la tassa sui pacchi, cioè che è una roba che fa schiantare da ridere. Non siamo in grado di dire che la patrimoniale è una follia. Prima un nostro amico diceva gli italiani ricomprino il debito. Perfetto. Pensi che sia possibile in un paese dove la prima cosa che gli viene in mente a tutti è di dire tassiamo le rendite finanziarie? Vi rendete conto che stiamo navigando con idee politiche da fast food, cioè cotte e mangiate? Invece le sfide epocali che abbiamo di fronte richiedono una programmazione lunga e questo non lo sappiamo fare o non lo vogliamo fare, o meglio, non ce lo fanno fare, perché se devi stare dentro la gabbia dei regolamenti europei sono tutte chiacchiere e distintivi. Cioè, ma secondo voi è possibile che l'Europa ci costi 2.000 miliardi all'anno e produca soltanto monumenti burocratici?
Allora Carlo, ti giro i messaggi che sono arrivati, tra poco apriamo anche le linee, ricordo il numero 02 92 94 72 22, ti volevo fare un paio di domande ma tra 2 minuti, 3 apriamo anche le linee telefoniche per chi vuole intervenire in diretta, per i messaggi lo ripeto anche audio 340 via WhatsApp 340 6709 659. Te ne giro qualcuno. Gianni da Roma pone il problema, dice dopo aver sentito parlare Carlo Cambi, argomentazioni giuste e condivisibili, allora non sarà che Vannacci ha ragione? Stessa roba più o meno dice un altro ascoltatore, no? Vi stupite se Vannacci ha le percentuali che gli danno. Ti giro subito questa questione, la questione Vannacci, se vogliamo chiamarla così, poi ci sono altri 2 messaggi che leggiamo tra poco. Carlo. Non è se Vannacci non ha ragione o ha torto. Vannacci, stante la politica degli slogan, siccome ha degli slogan più efficaci, piglia valore se la politica è fatta day by day. La domanda da porre a Vannacci è: Vannacci, quale struttura economica immagina per l'Italia? Vannacci, lei che è contro la migrazione sic e simpliciter, come risolve il problema della manodopera? Vannacci, lei che dice che dobbiamo difendere i valori cristiani, eccetera, eccetera, quali programmi scolastici sarebbe in grado di varare? Vannacci, lei pensa che il merito a scuola debba essere ripristinato o dobbiamo continuare col fatto che la cultura, siccome è un bene per tutti, va spalmata come la Nutella sul pane? Su queste domande può inchiodare Vannacci. Ma se... Però diciamo queste domande le puoi fare anche a qualunque governante che non sia Vannacci. Certo. Ma se invece i governanti di pensare in quell'ambito pensano al ti rispondo sugli sbarchi, ti rispondo sulla guerra, ti rispondo su Putin, è chiaro che Vannacci vince, perché Vannacci non ha il vincolo della responsabilità del fare, punto. Ti giro un altro messaggio che riguarda il nostro Michelangelo Merisi, stamani superstar, e io ne sono solo felice, e ci scrive un ascoltatore, il Caravaggio, tutte le volte che passo per Piazza del Popolo entro nella chiesa, la chiesa dove è ospitata la Cappella Cerasi, la chiesa di Santa Maria del Popolo, giusto appunto. È anche a San Luigi dei Francesi che ti diverti un po' di più. Quella è un'altra meraviglia. Comunque, nella chiesa di Santa Maria del Popolo ci sono 2 meravigliosi suoi quadri. Li vedo e rivedo finché potrò. Sono la Conversione di San Paolo e la Crocifissione di San Pietro, per essere precisi. Un altro quadro sbalorditivo è la Conversione di San Paolo, che è sbalzato giù da cavallo con un realismo e con una forza dell'irruzione del divino che è stratosferica. Comunque, al di là di questo, un altro ascoltatore invece va più sul pratico, giustissimamente. Va tutto così bene che comprare la frutta è diventata una cosa da ricchi. Prezzi medi sotto i 5 euro, a parte le banane, ottimo segnale, scrive sarcasticamente il nostro ascoltatore. E c'è del vero, devo dire la verità, perché io vado a fare la spesa tutti i giorni, frutta e verdura, soccare, c'è poco da fare. Carlo, questo è ambito tuo, anche tra l'altro. Allora, intanto l'unico frutto dell'amore è la banana. Poi cosa facciamo però? Cacciamo 5 euro per un melone? No, 5 euro per la Meloni sarebbe anche poco. Meloni per un melone, non parliamo al plurale. Alla Meloni ne dai molti di più. No, parliamo al singolare. Il tema della frutta è molto semplice. Vi dovete domandare quanto viene dato al contadino. Al contadino di quei... Tra l'altro, Carlo, pieno di frutta spagnola, il PAM sotto casa mia. Non c'è per esempio, Report, perché non va ogni tanto nella Mancia a filmare i caporali spagnoli? Perché l'Europa, che è così efficiente e brava, non ci racconta di quanta frutta arriva dal Marocco, dall'Egitto e dall'Algeria, triangolata dagli spagnoli e buttata sul mercato italiano e europeo con delle marginalità spaventose sull'intermediazione? Vedi, i prezzi della frutta sono alzati, ovviamente per motivi di trasporto in larga misura, ma perché è lunga la filiera. Se noi ritornassimo ai mercati rionali di un tempo, quando il contadino arrivava direttamente in città a portare
la frutta e bypassassimo la grande distribuzione, che peraltro è quella che ha consentito alla finanza rossa di poter ricomprarsi il Monte dei Paschi di Siena senza che nessuno dica nulla, probabilmente avremmo qualche ragione. Ma avete mai fatto un giro all'Eurospin, alla Lidl, e guardate cosa c'è scritto paese di origine della frutta? Guardate un po' e divertitevi. E la domanda è: ma perché ogni tanto non andate fuori porta a Milano? Non ci vuole andare molto in là, basta andare a Chiaravalle, al Parco del Ticino, e andate per fattorie, vedrete che fate il piano della macchina. No, a Milano si può andare con molto profitto, devo dire la verità, perché costa meno, è uguale, ma a volte spesso meno, ai mercati della Coldiretti, che sono anche in piena città. In piena città ci sono le aziende agricole dei dintorni che portano lì la roba, ed è fresca, buona e costa meno del supermercato. Il problema è tutto lì. Noi stiamo vivendo, ed è meraviglioso, la contraddizione dell'economia ipermercatista, che invece di portare beneficio ha portato a un declassamento della classe media. E quindi bisogna che ci sia da parte nostra una specie di rivoluzione nel comportamento che contesta questo tipo di economia. Si può fare. Carlo, abbiamo 2 minuti, 2 telefonate, poi dobbiamo chiudere la connessione che ci richiama la regia, ma prima altri messaggi da leggere, ma dopo la pausa. Quindi 2 telefonate al volo in 2 minuti e poi riprendiamo dopo la pausa delle 10:30. Lo amiamo. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Buongiorno Marco. Un tocco di vita reale. Io sono in Calabria in vacanza e i prezzi praticamente sono esplosi anche qua, cosa che fino a qualche anno fa invece erano molto più convenienti per quanto riguarda i prodotti del territorio rispetto a dove io vivo, cioè a Mantova. Sì. Allora, perché la Meloni? Semplicemente perché in Italia comanda Mattarella. Mattarella, prima di essere il garante dell'unità nazionale, è garante dell'Italia nell'Europa. Quindi, secondo me, quando la Meloni si incontra con Mattarella, lui gli fa la ramanzina. Ricordati che dobbiamo essere fedeli all'Europa, ricordati dell'agenda Draghi, e quindi la Meloni ha dovuto rinculare su tutto. Ultima cosa, ieri ho letto un interessante articolo su scenari economici che sicuramente voi conoscete perché io l'ho imparato da voi, che spiega dove sta andando la Germania. Un importante manager della Mercedes ha detto che la Germania, che per quanto concerne i lavoratori del settore automotive lavorano sulle 35 ore, ha detto che se la Germania vuole sperare di salvarsi devono portare le ore a 40. Poi la stessa Volkswagen sta pensando, anzi ha quasi deciso, di trasferire la produzione in Cina e di servirsi di tutte tecnologie e tutto ciò che serve per l'auto direttamente in Cina, perché in Germania non è più assolutamente possibile essere competitivi. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo oggi riguarda l'automotive, ma poi riguarderà tutto il resto. Questo è l'Europa che ci attende, e noi che facciamo? Tacciamo e basta, perché non abbiamo il coraggio di... Grazie Marco, abbiamo il tempo della prossima telefonata e poi subito la pausa e sospendiamo il collegamento, ma ci rivediamo tra poco. Pronto? Sì, pronto? Mi sente? Buongiorno. Buongiorno, sono Gino. Voglio tornare un attimo sul discorso di Trump, perché vedo che tutti contro Trump. Risaliamo un attimo a quello che è successo all'inizio quando ha chiesto il permesso di fare atterrare qualche aereo, mi pare a Sigonella, e gli è stato detto di no. L'Italia non ha fatto altro che fare quello che ha fatto la Spagna e anche di far contenta l'Europa. Ora io mi domando e vi chiedo, ci ricordiamo la guerra nelle Falkland? Ce la ricordiamo? Ce la ricordiamo quando la Gran Bretagna ha avuto bisogno degli Stati Uniti e gli Stati Uniti l'hanno aiutata, hanno riconosciuto l'amicizia. Ora noi che siamo sempre stati amici degli Stati Uniti, per la cultura, per tutto, per la libertà, per tutto quello che hanno fatto, al momento del bisogno noi per fare atterrare i aerei gli abbiamo detto di no.
Allora Gino, abbiamo capito il senso della cosa, devo purtroppo salutarti per motivi di tempo, per le considerazioni ci risentiamo tra un paio di minuti, adesso riattacchiamo e ci richiama Simone. A tra poco. Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema alla bava di lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema alla bava di lumaca e Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema alla bava di lumache biologiche o dermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda con Carlo Cambi, 2 le telefonate che sono arrivate prima, Mattarella, l'Europa, Meloni e poi la questione del rapporto con Trump e con gli Stati Uniti, la riconoscenza o meno dell'Italia verso gli States. Mi sembra di poter sintetizzare, Carlo. Che ne dici? La riconoscenza verso Trump, sì, però sai, se noi abbiamo accettato per anni, per decenni, di raccontarci la favola che l'Italia è stata liberata dai partigiani, senza mai dire che senza gli anglo-americani non avremmo battuto ciglio, è chiaro che poi si sedimenta nel paese un sentimento non perfettamente coerente con quello che dice il nostro amico. Faccio notare peraltro che nella pancia del partito della Meloni il sentimento anti-americano è sempre stato molto forte. Cioè non è che i reduci del movimento sociale avevano così simpatici proprio perché il fatto che ci avevamo liberato gli inglesi e gli americani, parliamoci chiaro. Quindi da qualche parte questa ruggine riemerge. Poi è chiaro che la Meloni, che appartiene ad altra generazione ed è atlantista e assolutamente occidentale, ha coltivato ottimi rapporti con l'America, ma insomma noi dal punto di vista del sentimento popolare verso Israele e verso Washington non è che abbiamo tutti questi entusiasmi, ogni tanto dovremmo anche essere capaci di raccontarci le cose come stanno. Per esempio, nessuno si è accorto di un dato fondamentale, no? Che noi non possiamo rinunciare ad essere amici di Israele per il semplice motivo che Israele è l'ultimo baluardo contro la Turchia, che se la Turchia prende gambone, comanda il Mediterraneo, l'Italia è finita. Ma noi di questo non siamo in grado di parlare, ok? Per quel che riguarda Mattarella sono perfettamente d'accordo, sì, le cose stanno così e stanno talmente così che la Meloni è sostanzialmente su alcuni temi, in particolare nel rapporto con l'Europa, sotto una sorta di campana di vetro di vigilanza continua. Peraltro lei ci ha messo del suo, accondiscendendo
alla nomina di Fitto a vicepresidente della Commissione europea e questo suo flirt non si capisce a vantaggio di che cosa con la von der Leyen, in qualche modo ha condizionato la postura dell'Italia. Vi ricordo che siamo il paese che ha detto sempre no al Mercosur, salvo poi nell'ultima notte tradire gli altri alleati che stavano con noi contro il Mercosur e firmarlo, e poi facendo finta di raccontare ai nostri agricoltori che comunque il Mercosur era una grande opportunità. È una così grande opportunità che i primi carichi di carne arrivati dal Brasile sono stati rispediti alla frontiera perché grondavano antibiotici, tanto per dirne una. Questo la vedo così. Voglio dare 2 notizie molto importanti. La prima è che Gianni Alemanno è uscito dal carcere. Sì. E non si capisce perché sia stata data la grazia alla Minetti e non è stata data la grazia a Alemanno. La seconda notizia è la scomparsa dalla RAI, per l'ennesima dimostrazione della stupidità dell'attuale dirigenza RAI. Viene cancellata la trasmissione di Bollani e della moglie Cenni, Via dei Matti numero 0, che era l'unico spazio dedicato alla musica colta nell'intero palinsesto della RAI. Ora, perché io mi arrabbio per questa cosa? Perché è la dimostrazione dello sconquasso delle politiche culturali del centrodestra, cioè dell'incapacità assoluta. Scusa un attimo che apro la porta. Sì. Nel frattempo noi abbiamo una chiamata e quindi la mandiamo in onda, ma abbiamo anche diversi messaggi interessanti arrivati via WhatsApp, dei quali daremo conto velocissimamente perché il tempo vola. Tra pochissimo vi ricordo il numero per la diretta, sentiamo subito la telefonata, 02 92 94 7222, per i messaggi 340 6709 659 via WhatsApp. Carlo, abbiamo una chiamata, ma poi abbiamo diversi messaggi da recuperare. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Eccomi qua. Buongiorno Cardinal Canarca e saluto anche il ciambellano Carlo Cambi, ciambellano senza doppi sensi, visto che siamo nel mese gran del maestro, Pride. Gran maestro, sì, preciso, gran maestro. Gran maestro, giusto. Di una loggia poderosa, potente. Allora, prima avete parlato di San Giovanni, si giusto? Dice Sant'Ambrogio da Milano, vero? Perché si dice Sant'Ambrogio da Milano. Sì, Sant'Ambrogio fa mia in gang. Perché Sant'Ambrogio da me veniva male, insomma. Appunto. Allora, volevo dire, prima avete parlato di San Giovanni, giusto? Sì. Ecco, mi allaccio a una cosa che è inerente a San Giovanni. Il Giovannino è una specie di vermicello che da oggi infesterà le ciliegie al Giovannin. Quando c'è San Giovanni, meno da noi è così, non so, di tradizione, modo di dire, ma penso che anche a Milano sia così, no? Diciamo che la ciliegia è il governo, il Giovannino, il vermicellino è il vannaccione, che sta pian piano mangiandosi la ciliegia e facendo andare male il frutto. Quindi vediamo un po' cosa salterà fuori, anche perché ogni giorno si sentono delle cose un po' particolari sulla lunga vita di questo governo che dovrebbe arrivare l'anno prossimo. Spero in ben. Va saluti e Alegar. Ciao, ecco, ciao Giulio. A proposito di questo, allora ti chiedo subito, Carlo, ci sono altre chiamate, però non ti chiedo niente perché ci sono chiamate e le mandiamo in onda. Credo che ce ne siano. No, una era la sua, mi sono confuso io perché stavo scorrendo l'elenco delle chiamate. No, ti chiedo subito, allora tu ne hai tratto l'impressione, a proposito di quello che diceva poco fa il nostro amico ascoltatore, che questo governo tira alla fine della legislatura o preferirebbe votare prima? Si preferirebbe votare prima. Dipende se riesce a fare o no la legge elettorale. E secondo te non ce la fa? Sì, mi pare di sì, però no. Secondo me sì, perché Conte ha convenienza a farla per sterilizzare la Schlein. E viceversa, quindi secondo me lì c'è sulla legge elettorale la quale la trovano. Se non trovano la quale sulla legge elettorale, allora si vota prima. Allora Carlo, intanto ti giro i messaggi che sono arrivati nel frattempo, alcuni anche di carattere iconografico, perché abbiamo richiamato il Caravaggio, qualcuno ci ha mandato sia foto che delle immagini che lo richiamano, per così dire, ma sono molto truci, come tutti ricorderemo. Comunque andiamo con ordine. Governo di destra che traduce il fax che arriva da Bruxelles e poi non ha uomini negli apparati dello Stato. Costoro comandano, Banca d'Italia e giustizia in mano alla sinistra, come si fa a cambiare il paese?
Sei d'accordo? Cosa ne pensi? In parte sì, ma questa cosa è particolarmente vera negli uffici legislativi del Parlamento. Vedi, allora, che cosa è successo? Per evitare l'accerchiamento del deep state, chiamiamolo così per semplicità, il governo tende a decretare sempre di più, quindi a espropriare il Parlamento e la funzione legislativa. Questo alla fine produce alla lunga un cortocircuito, perché tu non riesci a mettere mano alla riforma di alcuni organismi, l'ultimo, vedi la Corte dei Conti, e per esempio ti fai fottere sulla riforma della giustizia perché la spieghi male. E quindi è vero quello che dice il nostro ascoltatore, ma è anche vero che, come ripeto ogni volta, alla livornese a fare le cose bisogna essere in due, uno che le fa e l'altro che le lascia fare. Io fossi al governo magari non lo lascerei fare, ecco. Allora, adesso abbiamo un audio messaggio mandato da Giovanni, chiedo a Simone Giovanni, a cui facciamo gli auguri, come a tutti i Giovanni e le Giovanne oggi, e i Gianni e le Gianne, naturalmente. Un audio... buongiorno, come? Io ho una domanda che mi frulla da tempo, no? Perché i tattici sono rimediabili, gli errori strategici col tempo si pagano e anche cari. Ad esempio, aderire al governo Draghi, che secondo me è stato un errore strategico fondamentale, perché è stato fatto? Io sinceramente non riesco a capire neanche le giustificazioni che sono state date, no, perché se no chissà cosa avrebbero fatto, perché di fatto hanno fatto quello che volevano. Mi interesserebbe conoscere un vostro parere. Grazie, buongiorno. Carlo, che paradossalmente Meloni è stata l'unica a non aderire al governo Draghi, ne trasse beneficio, dopodiché adesso le dicono: ma te stai facendo in pratica l'agenda Draghi. Un po' un paradosso, no? Vero, perché gliel'ha imposta al Quirinale, cioè voglio dire, parliamoci chiaro, tutta la fibrillazione non è intorno al governo, ma è intorno al fatto che nel 2009 si vota il nuovo Presidente della Repubblica e questi hanno una paura fottuta che gli vada al Quirinale o la Meloni medesima, ma non credo perché è troppo giovane, o comunque un esponente del centrodestra che gli rompe il giocattolo che c'è stato fino adesso. Ma voi vi siete resi conto di quanto è esondato il potere del Quirinale oggi rispetto a quello che la Costituzione stabilisce? Il Quirinale mette bocca su tutto e lo fa in maniera molto pesante. Quanto a Draghi, a me di Draghi non me ne dovete parlare, perché quante volte che il nome Draghi mi vengono le bolle, ok? Quindi credo di avervi risposto come si conviene, insomma. Carlo, se chiedete a me di Draghi è come se chiedete a un prete del diavolo, insomma. Cioè. Allora, abbiamo un altro audio messaggio e poi una serie di messaggi sempre via WhatsApp che voglio girarti. Sentiamo l'altro audio messaggio, 17 secondi. Non ho mai capito perché per tutti la frutta e la verdura sono care, ad esempio albicocche come ho comprato ieri a 3 euro al chilo sono care, mentre non sento mai dire niente in merito alla carne che invece costa 30-40 euro al chilo. Se mi date una risposta. Perché teoricamente di frutta se ne dovrebbe mangiare molta di più che di carne. E comunque, sì, banalmente. E in ogni caso 3 euro al chilo per le albicocche, boh. Anzi, ti faccio un ragionamento molto semplice. Un albicocco produce abbastanza e non gli devi fare quasi nulla, se non potarlo e ogni tanto dargli un po' d'acqua. Per arrivare ad avere della buona carne, l'animale lo devi nutrire più o meno dai 16 ai 18 mesi. Poi lo devi portare al macello, poi lo devi lavorare e infine lo devi distribuire. Dal punto di vista del costo di produzione non sono esattamente la stessa cosa. Dal punto di vista nutrizionale, insisto, meno carne mangi e meglio è, ma quando la mangi, mangiala buona, mentre la frutta e la verdura dovrebbero essere la base del tuo pasto, dei tuoi pasti quotidiani. Allora, Alberto da Colnago ci manda un messaggio circa il fatto della chance di vincere le prossime elezioni, che Alberto collega direttamente a una poderosa accelerazione sulla questione dell'immigrazione, defalcare punti agli extracomunitari, patente, eccetera, eccetera, creare le condizioni per facilitare l'espulsione di soggetti deteriori,
non dargli la cittadinanza automatica a fronte di trascorsi giudiziari, ritiro di eventuali permessi di soggiorno, insomma, per farla corta la questione immigrazione. Che ne pensi, Carlo? Penso che sia in parte vero, ma mi domando, tutti questi che hanno la questione immigrazione, al referendum sulla giustizia, come hanno usato? Bella domanda. Per quanto riguarda invece le questioni iconografiche, sempre grazie a Simone, c'è un ascoltatore che a proposito di Caravaggio ha ripescato una immagine che riguarda però un'altra cosa, l'ISIS. Ve lo ricordate, la pratica dell'ISIS? Questa qua, non so se la stai vedendo anche tu in questo momento, le decapitazioni dell'ISIS, addirittura a volte con soldati quasi bambini, che richiamano poderosamente quest'altro bellissimo quadro del Caravaggio, ovvero il Davide con la testa di Golia che avevo citato prima. Questo però è un'opera di carattere introspettivo, psicologico, e viene anche negli anni finali del Caravaggio, il 9 e il 10, quando lui chiede perdono per tornare a Roma e si raffigura così, con la spada, sulla spada c'è il motto che l'umiltà, humilitas vincit superbiam, che l'umiltà vince la superbia. Ed era finalizzato anche, oltre che a dare, secondo me, una poderosa immagine di se stesso, perché sia il giovane che il decapitato sono sempre lui, era finalizzato anche a cercare di rientrare a Roma, cioè di avere il perdono. Quell'altra immagine delle decapitazioni dell'ISIS è quasi identica, però ci dice tutt'altro, Sì, no? È la negazione del Caravaggio. Dimenticati sia di Caravaggio che dell'ISIS, la faccio corta così. E se tu oggi agli italiani gli chiedi sei per pro Israele o pro Palestina, tutti pro palla, sì. Ivi compreso il governo. Con quei italiani, ve lo ricordo, Altigiani. Abbiamo una chiamata. Che ha detto che bisogna interrompere i rapporti di collaborazione con Israele. Sì, mi ha vantato l'avo algerino, esatto. Pre-Mujahedin, diciamo. Comunque c'è una telefonata, la sentiamo. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Walter da Padova. Prego, volevo Walter. chiedere all'ottimo Carlo, non riesco più a trovare la sua splendida rassegnata stampa sul YouTube da un mese abbondante. Vi hanno bannato? Dove posso trovarvi? La può trovare su Facebook, su Instagram, perché c'è un vice direttore della Verità abbastanza geloso del successo della rassegna stampa che ha deciso che non deve andare più su YouTube. Spiegazione molto empirica, diciamo così. Senti Carlo, volevo tornare brevemente, prima di entriamo negli ultimi 7-8 minuti della trasmissione, sulla giornata di ieri, no? Appunto, a proposito di verità. La giornata della verità. In prima pagina stamattina... Stessa vita rifiuta. Tu stamattina, sicuramente facendo la tua rassegna stampa ne hai parlato, no? Maurizio Belpietro ha intervistato Giorgia Meloni, oggi ce n'è ampio resoconto a pagina 1, 2 e 3 della Verità, naturalmente. Io mi limito ai sommari. I rimpatri adesso si fanno grazie a me, è il titolo di prima pagina. Per quanto riguarda Trump, sono rimasta colpita, ma la politica non è Temptation Island e le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano, cioè non è una questione personale. Nell'Unione Europea c'è una nuova maggioranza e sulla pandemia sono stati fatti affari opachi sulle mascherine con troppi silenzi. Ma in Europa sta crescendo la maggioranza Giorgia, sintetizza la Verità le parole di Giorgia Meloni. La maggioranza Giorgia, i rimpatri, nessun contraccolpo nelle relazioni con gli Stati Uniti e quanto a Vannacci ne parla solo l'opposizione. A me interessa il nucleare e il piano casa, gli sgomberi e gli aiuti ai più poveri. Sulla legge elettorale serve a dare stabilità per governare e ha smesso di fumare Giorgia Meloni il 1° maggio. Vabbè, questo fa piacere perché fumare mi pare che non faccia bene, lo sanno tutti. Ecco, in sintesi quindi abbiamo fatto bene, stiamo vincendo in Europa. È tutto meravigliosamente vero. Ecco. Allora, la maggioranza, la vera bugia che dice la Meloni è che esista una maggioranza Giorgia in Parlamento, in Europa. Non c'è, non è vero. Non è vero. Per il semplice motivo che, per esempio, basta che tu sfogli la stampa europea di ieri e ti accorgerai che ci stanno col fucile puntato dicendo non avete ancora preso i soldi
del safe per il riarmo, se non li prendete li diamo ad altri, ma voi siete fuori dal programma di riarmo europeo, tanto per dirtene una. Secondo te come va a finire? Insomma, mi sembra evidente. Senti, per quanto riguarda invece la questione degli Stati Uniti, Trump cosa ha voluto dire realmente a Giorgia Meloni, secondo te? Allora, Trump l'ha detto in maniera sguaiata, ciò che gli Stati Uniti pensano ormai da un decennio. Ce l'aveva raccontato benissimo Barack Obama, ce l'ha ridetto Joe Biden. Loro non vogliono più occuparsi dell'Europa, perché si sono anche rotti un po' le balle, giustamente, di pagare per la nostra sicurezza, perché hanno un problema enorme, quello che noi abbiamo largamente contribuito a creare, che è il problema cinese. E mi riallaccio alla telefonata di quel nostro ascoltatore che in maniera lungimirante ci raccontava come qualmente la Mercedes, ma non solo la Mercedes, per prima ci hanno spiegato di come siamo in totale balia dei cinesi. Allora la domanda è: si può mandare al governo del paese uno come Giuseppe Conte, al di là delle mascherine, che è quello che ha aperto totalmente alla Cina la strada dell'Italia? Si può mandare al governo del paese le ricadute? Ma c'era anche lui ieri al colloquio con Belpietro, no? Che ha detto? Ha fatto il solito gioco delle tre carte, dicendo ma no, io non voglio Renzi, perché sa che Belpietro c'ha sulle balle, giustamente, il senatore unico di Rignano, perché ci ha detto che lui nel campo largo avrà questa, come dire, funzione di riequilibrio rispetto alla sinistra estrema, ci ha detto che se oggi non rifarebbe il super bonus come l'ha fatto, ha fatto il solito, come posso dirti, Giuseppe Conte, che da levantino qual è, con tutto il rispetto per i levantini, fa il gioco delle tre carte, e siccome tu lo stai ospitando non è che poi gli puoi dire guardi, ci sta prendendo in giro, hai registri queste sue posizioni, ma sai perfettamente che sono posizioni che non reggono alla prova dei fatti, perché a Giuseppe Conte interessa una cosa sola: tornare a Palazzo Chigi, non importa per fare che, l'importante è tornare a Palazzo Chigi. Detto questo, devo dire che secondo me ieri la Meloni una bugia l'ha detta, ed è questa sulla maggioranza Giorgia che c'è in Europa. Non è vero. È vero che in Europa ci sono i governi socialisti che battono in testa, ma è vero che l'alleanza PSE-PPE dura ancora, è quella che condiziona l'Europa, e la signora Meloni con la sua formazione al Parlamento europeo, nonostante gli sforzi di Carlo Fidanza, non conta nulla. Intanto ci scrive Walter: noi vegetariani al Carlo tutti applaudiamo, dopo il discorso sui diversi prezzi di verdura, frutta, carne, e sul privilegiare la frutta e la verdura, privilegiare, insomma, consumare più frutta e verdura. Detto questo, Carlo, altra questione, non ti pare che dopo questi mesi di guerra nel Golfo, intorno all'Iran e sull'Iran, l'Iran ne esca straordinariamente rafforzato? Da un punto di vista politico, militare non lo so, diplomatico certamente, e anche economico, perché insomma 300-400 miliardi che affluiscono nelle sue casse non sono poca roba. Tutto ancora da definire, per carità, però il succo dell'accordo non ti sembra favorevolissimo all'Iran? L'accordo è un troiaio, è un pasticcio. Sul fatto che l'Iran sia rafforzato ci andrei molto cauto, perché la posizione di qatarioti in particolare, emiratini e arabi rispetto all'Iran è diventata per l'Iran una bomba a orologeria, perché prima o poi quella roba lì scadrà. Tieni presente che l'Iran è stato in piedi fino adesso grazie al fatto che Dubai gli consentiva di fare le triangolazioni economiche diciamo, al riparo delle sanzioni. Mi pare di capire che questa alleanza di fatto fra Dubai e Teheran sia definitivamente morta. Mi pare di capire che l'internazionale sunnita abbia preso coscienza che può liquidare il terrorismo legato a Teheran, e quindi il successo dell'Iran è
nei confronti degli Stati Uniti, ma sostanzialmente nel suo mondo di riferimento, o comunque nel mondo nei suoi proxy, l'Iran è fortemente indebolito. L'altra cosa di straordinaria importanza, secondo me, che esce dal conflitto fra l'Iran e gli americani, e che è stato largamente sottovalutato dagli osservatori, è la funzione che ha assunto Israele in quell'area. È vero che Israele sperava di chiudere i conti immediatamente con l'Iran, liquidando la partita di Hezbollah in Libano, ma è anche vero che oggi probabilmente Hezbollah è veramente totalmente isolato, cioè conta sull'Iran e basta, e alla lunga questa cosa potrebbe portare ad un logoramento. Quindi non sono così convinto che l'Iran abbia vinto, sono sicuramente convinto che Trump ha perso, questo sì. Sì, e questo cosa significa? Cosa comporta a medio termine? A medio termine comporta che probabilmente i paesi arabi chiameranno gli americani al rispetto degli accordi di Abramo, che gli americani si sfileranno definitivamente dall'Europa o in larga misura dalla NATO e costituiranno delle nuove alleanze sia di tipo commerciale che di tipo militare nel quadrante del sud-est, che passa attraverso la penisola arabica e arriva fino all'Indocina. Allora, che Alemanno sia uscito dal carcere è l'apertura in questo momento anche dell'agenzia ANSA. L'ex sindaco di Roma si è fatto 1 anno, 5 mesi e 24 giorni per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Dall'altra parte c'è Trump che critica. Tendo a ricordare depenalizzato. Quindi diciamo una bella legnata tutto sommato, no? Gli è stata inferta, a differenza di altri, viene da dire, oggettivamente. Esatto. E perché questa differenza secondo te, Carlo? No, semplicemente, ma detto questo, io sono più lontano possibile dalle idee di Alemanno, ma lo trovo di una vigliaccheria e di un'ingiustizia somma tutto quello che è stato fatto. Allora, c'è un'altra fronte di guerra. C'è della mamma delle ragazzine che finirà che è in galera a fronte di un arbitrio totale del procuratore di Sulmona. Mona. Perché dici, Carlo, così? Perché la legge italiana dice che, per esempio, una ragazza di 16 anni, se vuole, può firmare un contratto di lavoro senza bisogno di tutore. Non si capisce perché una ragazza di 16 anni, qual è l'età di Alicia, non possa decidere di pigliare la comunità e dirgli: ma sapete che c'è? Andate a fanculo, me ne vado. Però questa qui fa parte di tutta quella galleria di arbitri che partono con la famiglia del Bosco e toccano tante altre questioni, no? Allora, Carlo, noi ci dobbiamo salutare qui, sono le 10:59. Io come sempre ti ringrazio, stavo dando un'occhiata anche alla prima pagina dell'ANSA, laddove c'è un altro fronte, tra virgolette, di guerra, insomma, forse la parola sbagliata. Comunque l'Associazione Nazionale Magistrati tira un'altra sassata al governo, perché col GIP collegiale c'è il rischio di paralisi sui reati di mafia e codice rosso e bla bla bla. Questo lo ha detto un esponente della ANM alla Commissione Giustizia. Del resto, come ricordavi tu, il referendum è andato come è andato, quindi chi ha vinto comanda, no? Sì. Articolo quinto, che hai da bene. Cioè, un po' come pare. Allora, Carlo. Detto, però, non è che vabbè. Non è che non Carlo. me l'aveva detto, E questo, se mi permetti, vorrei ricordarlo anche ai vertici del movimento politico ai quali io e te ci siamo richiamati nel corso della vita. Siamo stati un po' mosci sul referendum, ragazzi, e ora ne paghiamo duramente le conseguenze. Grazie a Carlo Cambi, a tutti coloro che ci hanno seguito. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie, Carlo. A proposito, il sito di Olio Acerbis è bellissimo, sono andato a vederlo, stupendo. Poi è stato promosso, allora dobbiamo andare a trovarlo a questo punto, a maggior ragione. Ci andremo, lo amiamo e ci andremo. Un saluto a tutti. Ciao.
Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.